Bonjour à tous, bienvenue à cette leçon de franco-provençal où nous présente ce que nous pouvons faire à l'occasion d'un colloque de travail. Voyons les phrases que nous pouvons dire per nous présenter. Je suis né su en Vella, ma j'ai étudié à Tuen. Je suis d'origine de Saint-Carteblo, ma je ceca che zitto pomeli. Je suis Mario, ou je suis marioie, per le femme, je suis po Mario, ou je suis po marioie. Vediamo come non possiamo fare la forma negativa in impleiamo la parola po. J'ai un compagnon, j'ai una compagnona, j'ai la chose, j'ai lo chose, che è bien più formale per la piace per esempio di impiegare lo socio e la socia, la forma chose è bien più formale. Ma magari non possiamo impiegare dei pronomi personali per rendere più formale la nostra conversazione. Alla piace di dire per esempio si ne su en vella, non possiamo dire je si ne su en vella. Se non vogliamo dire si ne è una famiglia, non possiamo dire je dominò in buebè e una buebetta si sono piaciute. Per altro non possiamo dire je do buebo, un buebo e una bueba si sono più grandi. Je conosco bien la Valle d'Euta e sen anche zitto seia. Je conosco bien la regione e sciamba che zitto antei. Vediamo come possiamo fare per fare una descrizione del nostro carattere. Je suis quelqu'un de bien organisé. Je l'amo travailler ensemble à d'autres gens. Je crée d'être bon à écouter les autres. Nous dobbiamo mostrare in colloquio di lavoro di saper lavorare in un gruppo e non possiamo includere, se non è un carattere che c'è fuori, je crée di avere le qualità di leader e che mon esperienza lo muta. Per altro, se qualcuno è un po' timido, e poi dire, je suis quelqu'un de réservé, ma j'ai toujours eu de bons contatti avec mes collègues. Se noi dobbiamo presentare la nostra formazione, non preseremo di più se non giusto fornire culla, magari all'università, non preseremo di più la nostra esperienza di culla e se non abbiamo avuto esperienza di lavoro non possiamo non concentrare di più sulle esperienze che non abbiamo appena a fornire le culle. Vediamo le frasi. J'ai fait le lycée in Vella. J'ai étudié lettres à Milan. J'ai une formation scientifique. J'ai reçu une bourse Erasmus per passare un anno a Paris. J'ai une formation in économie et in droit. J'ai pris la laurea in scienze politiche a Tuen. Vediamo che in te frasi non possiamo impiegare per presentare la nostra esperienza professionale. En étudiant à l'université, j'ai fait un stage de 2 mesi in France. Après l'université, j'ai travaillé 6 mesi dans una banca. Après l'université, il m'a pris dans una compagnie d'assurance. Il y a 3 ans que travaille où que je suis. J'ai travaillé 3 ans à l'étranger. Per mostrare che vous avez apprécié l'occasione del lavoro, vous pouvez dire j'ai fait le représentant, puis l'assistant e poi il m'en fait direttore. Vediamo come in colloquio di lavoro il faudrait mostrare motivo e intéressé. Vediamo che in te frasi non possiamo dire. Si travail, il m'intéresse bien. Si poste de travail correspond à mes compétences et à mes intérêts. Je l'aimerais bien commencer en travaillant sur le terrain. Je serais franchise de travailler dans un grand groupe. Facciamo 9 frasi che sono utili per presentare la nostra esperienza professionale.
e a travaglio per una società che mi baia po' de possibilità di carriera. Je la me travailler per un gruppo più grande. Quando sei in colloquio di lavoro, e in più della partia professionale e di per si lavora, per lo lavoro che vuoi la me fare, non può sempre dire di nostro interesse che non di tempo libero. Vediamo che ci sono le frasi che non possiamo impiegare. Zoi un pallone de che zavo gesan. Zelamo fare de pormono in montagna. Zelamo zoi esecec e alla belote. Zelamo all'au cinema e al teatro. Vediamo come ne impieghiamo sovente lo verbo lama che non serve in patois per mostrare senza i piedi e senza giustamente non la men fare. Suono lo violino, suono la chitarra, decido di la proloco di Macumenda. Questa frase non serve ancora per mostrare come non siamo intesi ancora per tutti capite di un'altra società, di un'altra comune e che non siamo attivi ancora per le zone che sono intorno a noi. Zelamo fare dei voyaggi all'etranger, zelamo che je n'ai per les amis. All'occasione di un colloquio di lavoro, appreno possiamo anche fare delle domande sull'opposto e sulla situazione che poi noi troviamo per quando dobbiamo lavorare. E a te una mensa, io con lavoro, o ben vuoi di buon per me dire. Se in meno di 2 anni, e a te un asilo approccio dell'ufficio, l'oreo è fisso o flessibile? E avete l'occasione di fare delle missioni all'etranger? E a te un programma di formazione per i dipendenti?